Buongiorno a tutti. Oggi il 30 agosto del 2019 voglio fare questa diretta con la lingua dello Stato invasore, una data storica per ricordare il 1802, 217 anni fa, i criminali, tiranni Savoia, padri di questa Italia, ammazzavano gli oppositori del regime e li lasciavano marcire appesi nei bastioni. Uno era Francesco Ciloco, massacrato a sangue, che ogni colpo di frusta volava via un brandello di carne. I degni eredi dello Stato sabaudo, l'Italia di oggi, l'Italia che colonizza la nostra nazione, la Sardegna, e che sottomette il popolo sardo e che opprime gli oppositori con diversi sistemi e con metodi più sofisticati. Oggi, 30 agosto 2019, gli eredi della tirannia sabauda, propri servitori dello Stato invasore italiano, con la legge uguale per tutti, della Costituzione più bella del mondo, con i sistemi meno crudeli ma altrettanto efficaci, combattono e annientano gli oppositori indipendentisti che si ribellano alla legge e sottomissione coloniale. Gli indipendentisti per lo Stato invasore sono terroristi. Chi non si piega viene privato di ogni diritto e dei servizi essenziali. Io da 195 giorni sono stato privato della corrente elettrica e minacciato di demolizione della mia casa, condonata e concesso residenza. Dal 1991 vengo controllato a vista costante, ininterrottamente, da un vigile urbano che fino a oggi ha scritto notifiche e compilato sentenze. Lo stesso vigile che ha fatto da scorta per lo slaccio della corrente. Lo stesso vigile che con messaggio vocale al telefonino mi invitava a fare un nuovo contratto. Lo stesso vigile che mi ha fatto firmare atti senza darmene copia, giustificandole come documenti interni. Lo stesso vigile che con sorriso beffardo mi ha fatto fotografare l'atto esecutivo della demolizione. Lo stesso vigile che nel suo ufficio voleva mettere a verbale, cercando di convincere Margherita, la mia compagna di vita, che da 21 anni in questa casa abbiamo condiviso bene e male. Da 21 anni viviamo insieme e lui voleva che scrivessimo e dichiarassimo che era la mia badante, ma vi rendete conto? Uno spregevole tentativo di farmi e farci del male.
io e Margherita, nonostante le nostre precarie forze, faremo resistenza a questo vile attacco dello Stato invasore italiano. Costi quel che costi, andiamo avanti con la nostra ribellia e la nostra resistenza fisica finché salute ce lo permette. Il vero motivo di questa aggressione non è l'abuso edilizio, ma per le mie idee. Da indipendentista e vengo considerato un pericoloso trafficante di indipendenza, perché difendo la mia nazione, sa Sardegna, colonia dell'Italia. La difendo, costi quel che costi, anche a costo della vita. Io, per questo Stato infame, invasore, sono un pericoloso spacciatore di idee anticoloniali e mette in serio pericolo la servitù e la dipendenza all'Italia, lo Stato invasore italiano. Ditemi voi, che senso ha invitarmi a fare un nuovo contratto se mi devi demolire la casa? Che senso ha allungare i cavi e dare la corrente ai vicini? Giustamente hanno diritto di avere la corrente, ma che senso ha accusarmi di abuso edilizio in una zona idrogeologica pericolosa, in una zona a vincolo ambientale, in una zona a rischio? Se sono io a rischio, gli altri cosa sono? Meno importanti o forse più fortunati? Io credo che ormai questa storia, che da 195 giorni ininterrottamente mi hanno privato di ogni diritto e dei servizi essenziali, che alla fine logorano, ti portano alla stanchezza e alla fine cadi. Ecco, questi sono i sistemi di oggi, degli eredi di quello Stato criminale sabaudo. Oggi siamo in pericolo. Noi indipendentisti siamo tutti in pericolo perché siamo controllati a vista. Io ringrazio Margherita che con la salute precaria mi è rimasta vicino fino in fondo e la ringrazio. Costi quel che costi, noi andremo avanti. Resistenza, ribellia, indipendenza. Oggi dobbiamo ricordare che siamo una colonia
è come 217 anni fa gli oppositori vengono puniti e privati di ogni diritto essenziale. Detto questo, sapete chi è il responsabile? Conoscete i mandanti e sapete chi sono gli esecutori materiali di questa condanna. Succeda quel che succeda, ora sapete come stanno le cose e spero che questa cosa si sappia, perché qua in Sardegna pare che qualsiasi cosa io faccia non viene né detta e né raccontata, anzi viene totalmente tenuta in silenzio. Ho ammainato, anzi tolto completamente la bandiera italiana al palazzo Ras, vilipendio allo Stato. Mi hanno visto carabinieri, mi hanno visto i dipendenti della Digos. Nulla di fatto. E allora cosa c'è dietro? Vogliono farmi passare per matto? Non lo so. Vogliono farmi un ricovero forzato e farmi un trattamento speciale, sanitario, obbligatorio. Io a tutto questo mi sono ribellato, perché da indipendentista io difenderò la mia nazione, la mia terra, i miei diritti. Bonadie a tutti. Ciao.